Questo è un video a 360 gradi. Per visualizzarlo correttamente da un PC, clicca al suo interno con la freccia e muovi il mouse. Oppure usa i tasti A, W, S, D. Se invece usi lo smartphone, muovilo in tutte le direzioni. Buona visione! Ho bisogno del cielo, degli alberi che hanno il colore delle fiamme. Ho bisogno dell'acqua che riflette il sole d'autunno e il saluto dorato della natura. Ho bisogno di camminare tra le foglie che cadono, nell'erba ancora verde, per specchiarmi in questo lago che può lavare via tutte le cose. Vengo qui non per distrarmi, per scappare da un ufficio o da città di rumori e urgenze. Vengo qui per trovare un sentiero che entra nel bosco, cammina sulle sponde del lago e va verso un luogo che non si trova sulle mappe, dei libri o dei telefoni. Nella luce d'ottobre ci saranno altre persone, altri passi, altre voci, ma per me è come se cadesse un silenzio fitto, come scendono a terra danzando le foglie dei faggi o quelle più sottili dei larici. Non mi curo di mostrarmi, di fare foto perfette, di avere ricordi. Mi curo solo di pochi dettagli. Il blu del cielo, il rosso cremisi di quell'albero, quel me stesso di cui mi dimentico troppo spesso. Dal sentiero e dal buio nel bosco, ecco che appare la luce. Alzo gli occhi e come da bambino mi metto a girare attorno a me stesso. Gli alberi sono i raggi di una ruota. Macchie di arancione, di giallo e di verde corrono in cerchio, puntando verso uno spiraglio di cielo azzurro. Mi accovaccio per sentire il profumo della stagione che conclude il cerchio. Profumo di terra bagnata, dolciastro di foglie cadute e di piante che cercano l'ultima luce, gli ultimi bagliori prima della notte d'inverno, in un tempo ed uno spazio che ha perduto ogni riferimento. La vita finisce e inizia. In questa lingua senza parole,